Via Etnea di Ada Pizzo. A parte le vasche da bagno note a tutti, per vasca si intende modernamente e confidenzialmente la lunghezza di una piscina. Gli atleti quindi si allenano seguendo le tabelle e incrementano sempre il numero di vasche. Questa è però terminologia moderna. In realtà negli anni 40 trionfava tra i più civilizzati soltanto la suddetta vasca da bagno con sovrastante scaldabagno a gas. Altro problema. Nell'immediato dopoguerra l'acqua era razionata, pertanto il rito domenicale della pulizia collettiva era, infatti, regolato dalle problematiche temporali. Si svolgeva così. 1. Riempimento della vasca con acqua calda. 2. Immersione di un figlio, di 2 insieme se piccoli, e accurata insaponatura con vigoroso strofinamento e risciacquo finale. 3. Idem la mamma. 4. L'agnello sacrificale, il padre, completava il rito in acque decisamente non limpide. Federico Fellini nel film I Vitelloni, credo, intitolò l'incessante andarivieni del lungomare di Rimini, condito con scappellate, scambi di saluti e sguardi concupiscenti, fare le vasche. In Vietnea, inconsapevolmente, le vasche le facevamo da sempre. Dalla villa a Piazza Stesicoro, avanti e indietro, procedendo in modo alternato a destra e sinistra per ore, consumando un cono, a volte 2, di panna sotto, gianduia o cioccolata e panna sopra. Ci incontravamo tutti in quel tratto di strada. Durante l'inverno, quando finalmente la neve compariva sull'Etna, la domenica mattina presto gli autobus della Sita si inerpicavano col carico degli amanti della neve. I moderni amanti delle settimane bianche non riuscirebbero a capire dove diavolo si recasse quell'armata, felicemente intitolata in un celebre film Brancaleone. Le donne andavano con scarpe col tacco, calze di nylon, gonna, cappotto e ombrello. Anche gli uomini non erano attrezzatissimi. La cosa più divertente era lo slittino. In una maniera o nell'altra, qualche capitombolo ci riusciva. Certo, quelli che sapevano sciare, molto pochi ma c'erano, solevano esibirsi al ritorno, quando, depositati in Vietnea vicino a Garibaldi, iniziavano, sci e slittini in spalla, a fare le famose vasche di cui vi ho spiegato l'origine. Non vi dico le arie. Andatura dondolante ed espressione stanchissima. Non degnavano di uno sguardo i poveracci che non andavano in montagna. In realtà molti avevano percorso al massimo 100 di metri a spazzaneve. Avevo una cugina fornita di tutta l'attrezzatura allora esistente. Non andava sempre su, ma all'imbrunire della domenica si vestiva da sciatrice e andava a passeggiare in Vietnea con sci e il resto in spalla, perché giammai avrebbe rinunciato alla passerella della Jeunesse Dorée. Altro momento delle famose vasche si verificava nel mese di giugno, circa alla fine dell'anno accademico delle varie, appunto, accademie militari. Gli aspiranti, non so come inquadrarli, uomini d'ordine in senso generico, in attesa di incarichi di maggior responsabilità, si esibivano al solito in divisa con spalline alamari vari, cappello con visiera, bandoliera ed infine con uno spadino dorato che dondolava con molto sussiego ad ogni passo. Inchini a destra e a sinistra, apparenti amici e conoscenti che, senza essersi messi d'accordo, si incontravano inevitabilmente la domenica pomeriggio in Vietnea. In realtà, quel tragitto non poteva essere definito una passeggiata, bensì un susseguirsi di fermate, lunghe chiacchierate, pettegolezzi vari e passatempo. Gli adolescenti, impensabile che camminassero insieme maschi e femmine, tranne rare volte, si scambiavano sguardi, sorrisi e basta. I velocissimi incontri e scambi di poche parole avvenivano, nei giorni feriali, qualche minuto, sempre nelle traverse e guardandosi attorno come cospiratori. Le ragazze che andavano a scuola rigorosamente accompagnate non potevano permettersi neanche quello. Mi sorge un ricordo talmente incredibile da sembrare inventato. Nel 1968, lo ricordo perfettamente perché era quello principale della famosa contestazione giovanile, insegnavo all'Istituto Tecnico Gemellaro. Una collega docente di geografia,
circa trentenne, veniva al lavoro accompagnata sempre dal padre, generale in pensione. I ragazzi si accalcavano davanti al portone e senza essere troppo aggressivi cercavano di ostacolarci. Il suddetto generale, bastone per aria, si faceva largo e conduceva dentro la figlia che lo seguiva docilmente. Finiva a grandi risate fra i ragazzi. Questo aneddoto è sicuramente unico e io mi chiedevo allora come una persona così, distrutta da un'educazione di tipo afgano, potesse insegnare agli alunni ad essere cittadini, a renderli consapevoli dei propri diritti e doveri. Torno a parlarvi, oltre che del cuore, del polmone della città, la villa. Al mattino naturalmente imperavano i piccolissimi con mamme o bambinaie e i grandissimi seduti sul grande sedile di ferro che circonda lo spiazzale che credo sia, come allora, in terra battuta. La villa era una delle mete quando non andavamo a scuola o per vacanza o per calia. Ci accoglieva la grande e comoda scalinata che spesso scalavamo di corsa in gara. Poi i cigni. Sedevamo sul bordo della vasca e guardavamo quello scivolio sull'acqua che un po' sembra una danza classica, oppure una pista di autoscontro al contrario. I guidatori, cioè i cigni, si avvicinavano tra loro, stanno per sfiorarsi, ma in ultimo rapidamente e sinuosamente si evitano. Portavamo il pane che a pezzi davamo ai cigni che abituati venivano al bordo vasca. Veniva però anche un vigile che stancamente ci ripeteva: «Ragazzi, è proibito sedere sul bordo, ma quante volte ve lo devo dire?» Sul piazzale c'erano 2 o 3 fotografi col treppiede, la macchina fotografica a mantice e la stoffa nera sotto la quale infilava la testa quando riusciva a convincerci a farci fotografare. Smorfie e sberleffi. Quindi ci consegnava lo scontrino per ritirare la foto. Dal piazzale, guardando la collinetta, si scorge il grande gazebo, da dove l'orchestra diffondeva la musica, per lo più lirica. Torniamo indietro. Dietro al grande sedile c'è, per tutta la lunghezza, un viale, solo pedonale, limitato dalla parte opposta dal terrapieno della prima collinetta della villa, e nel suddetto terrapieno erano stati ricavati sia spazi chiusi per animali, sia laghetti con pesci. Spesso al pomeriggio la cameriera ci portava a passeggio. Ciò avveniva prima della guerra. Questi ricordi mi rimandano una grande sensazione di lentezza. Strade, come dire, non lo so, forse ariose, poco traffico, camminare, camminare, camminare. La spesa era un impegno serio e anch'esso lento. Le mamme erano tutte casalinghe. I salumi, prosciutti e formaggi dovevano essere acquistati soltanto in Vietnea da Impellizzeri o da Dagnino, che esiste ancora. La titolare è poi stata mia alunna negli anni 50. Quando mi trovo da quelle parti vado a comprare lì. È sempre di prima categoria. Il pesce alla pescheria, naturalmente sotto l'arco. I venditori di pesce più in, termine moderno, erano situati l'uno di fronte all'altro, entrando dalla parte della Villa Pacini. Tutti li conoscevano col cognome Riccioli l'uno e Pandolfini l'altro. In realtà all'anagrafe risultavano come Pidatella quello di destra e D'Antoni quello di sinistra. «Adesso sciughiamoci in numera», avrebbe detto un catanese puro sangue. Li sceglierò io. In via di San Giuliano, entrando dalla via Etnea, c'erano a destra la sartoria più sempre in e di fronte il negozio di abbigliamento più moderno all'ultima moda della città. Il primo si chiamava Riccioli. I discendenti sono noti ancora. L'altro Pandolfini. Il signor Pandolfini era fratello o cugino del noto attore Turi Pandolfini, che ho avuto il piacere di ammirare a teatro nella Giara di Pirandello, nel demenziale dialogo tra Don Lollo, padrone del podere, e Zidima la Giustacocci, rimasto intrappolato nella giara, dalla quale si rifiutava di uscire per non romperla e quindi dover pagare il danno. Il dialogo si concluse con l'incrollabile decisione di Zidima: «Io, Caincia, i vemme ce fazzo». Torniamo al signor Pandolfini, negoziante di abbigliamento, che vendette a un giovane amico del figlio un impermeabile
che alla prima pioggia si restrinse tanto da essere immettibile. Alle giuste rimostranze dell'acquirente, il venditore, coprendosi disperato il viso con le mani, quasi gridò: «Disgraziato, ubbeddu bimmiabili, ambrisa che tu mettisti quando chioveva». L'umorismo era di famiglia. Aneddoti, battute, freddure mi sono state raccontate a casa mia in molte serate estive in giardino dal signor Tino Pandolfini, nipote dei suddetti, e da altri amici di mio marito che con un bicchierino, allora non erano di moda i bicchieroni, in mano si abbandonavano ai ricordi. La via Etnea era sempre lo sfondo. Un giorno un gruppetto di questi amici che da tempo avevano superato gli Anta passeggiava nella onnipresente Ciataritta e al solito tutti parlavano animatamente del più e del meno. Si soffermavano, ripartivano e si infervoravano sempre più. All'improvviso uno di loro, affettuosamente soprannominato Polverone perché calzando scarpe numero 46, camminando sollevava molta polvere, si fermò e disse abbassando la voce: «Carusi, parramo a leggio. Noi ci siamo fora da statistica. Su scuddano che ci siamo, su da sopra sin addono, siamo consumati». Umorismo un po' nero, ma sempre umorismo. Proseguendo in via Etnea verso piazza Stesicoro, sulla destra c'era il Cinema Sala Roma e accanto la celebre rosticceria Giardini, famosa per gli arancini. Questi due locali avevano una particolarità. Subito dopo l'accesso c'erano le scale in discesa. Eterna invece via Manzoni, sempre uguale, anzi identica, fotocopia e monumento di se stessa. Credo che non esista a Catania e dintorni una donna che non sia entrata in un negozio di quella via stretta e con quei minuscoli marciapiedi. Quando i vestiti venivano confezionati dalle sarte, per i bottoni si andava direttamente e soltanto da Santo dei Bottoni, perché lì di sicuro avremmo trovato tutti i colori in tutte le sfumature, grandezze e forme. Un po' prima c'era ancora un negozio di fodere per giacche, cappotti ed altro, e tulle e veli per qualunque uso. Non sono certissima, ma sono convinta che mai alcuno abbia ammodernato qualcosa. Del resto, credo che sarebbe impossibile svuotare quei retrobottega stipati fino al tetto. Non sono una frequentatrice assidua di quei posti, soprattutto perché non so né tagliare né cucire, ma quando entro in mezzo a quella confusione mi sembra di essere in un bazar e guardo con ammirazione la titolare che, in quel caos, indica a tutti i collaboratori il posto dove c'è uno scampolo di merletto, passamaneria di quella gradazione e via discorrendo. Il periodo di Carnevale è il culmine del trionfo, immutato da oltre un secolo, di via Manzoni. Arlecchini, Pulcinella, draghi, santi e diavoli, vestiti di dame preferibilmente del Settecento. Adesso tutti gli alieni possibili e immaginabili. Scommetterei però che la maschera più venduta è stata quella di Zorro. Adesso in calo. Io non ho mai avuto maschere, però mia cugina, quella che passeggiava con gli sci in spalla, magnanimamente prestava a turno il suo sontuoso abito di damigella della regina, completato da parrucca e boccoloni. La via Etnea, dalla villa a piazza Stesicoro, era il nucleo, il centro vitale, il salotto comune di tutti. Ricordo quando il presidente del Consiglio, che era Tambroni, autorizzò il Movimento Sociale Italiano a tenere, mi sembra, il primo congresso a Genova. Moti, contestazioni e disordini in molte città, fra le quali Catania. Non ricordo più i particolari, però sono riuscita ad arrivare ad acque un po' calmate in via Etnea a terra, con sopra una coperta. Giaceva un giovane che non avrebbe più protestato. Me ne sono tornata a casa, ma quella volta, mogia mogia, avevo confusamente capito di aver visto qualcosa di tragico.